Si vestirebbe a fiori lei? Come sarebbe a fiori? Come gli hippie? Chi li conosce? Cosa ne pensa degli hippie? Non le interessa? Non mi interessa nel senso. Si interessa? No. Non ti interessa? No, no. Vestirebbe di rosso lei? No, io no. L'uomo medio, razionalmente e scientificamente accertato, si identifica con l'uomo comune, l'uomo borghese, che nella scala dei valori sociali assicura la salvaguardia della religione, della morale, dell'ordine, della stabilità, delle tradizioni. Antropologicamente e culturalmente, questo tipo umano tende ad avversare ogni novità, a reagire contro qualunque manifestazione di progresso. È all'apparenza mite, innocuo, conciliante, ispira fiducia. Generalmente appartiene alla famiglia degli impiegati, dei professionisti, commercianti, dei religiosi, degli industriali. Raramente vive nella classe proletaria. Il tipo medio borghese vuole una vita ordinata, sicura, senza scosse al sistema che si è costruito. È classista, moralista, perbenista, ma troppo spesso è incolto. Di ciò se ne vergogna e tenta di mistificare la sua vera natura. In realtà è fermamente deciso a separare dalla coscienza e chiudere in un ghetto irriscattabile ogni male della società e del mondo. Attraverso il buon senso si preclude la strada della ragione, si fa un'ideologia aggressiva e un vanto prepotente della propria condizione ed è pronto anche con la violenza a difendere la casta cui appartiene. L'uomo medio è un consumista nel senso più paranoico del termine. Un essere cioè che nella società dei consumi è votato unicamente al traguardo del benessere materiale, clinicamente definibile come malato di autolotto-calcio-telemania. L'uomo medio è un cittadino che influisce sulle elezioni, che determina il potere. Per questo chiede e ottiene protezione. È cattolico per abitudine, ma Dio esercita su di lui un terrore mistico. Crede nel paradiso e nell'inferno, non bestemmia, si confessa e promette di non peccare mai più. Non usa la pillola, si vergogna del sesso, odia invertiti e prostitute, detesta i capelloni, le minigonne, gli hippies, i colori vivaci. Non vuole dare moglie ai preti, è antidivorzista, predica l'unità della famiglia e il bene dei figli anche nei casi più tragici. Sfoglia di preferenza giornali sportivi, ha repulsione per la gente di colore, ama le forze armate e le divise in genere. Ancora ci proponiamo di contribuire con amicizia e con disinteresse al sostentamento, alla prosperità e alla pace del Paese. L'uomo medio è dunque un alienato da mania di reazione, che invece di accettare la propria condizione di uomo medio e tentare di riscattarsi con l'umiltà e la ragione, politicizza la sua causa che spesso sconfina nel terrorismo ideologico. Provvida carità, noi ringraziamo di cuore le persone e le istituzioni che hanno aiutato e che continueranno ad aiutare quest'opera e affinché essa Signore, oggi anche a questa intenzione innalzeremo la nostra preghiera. Ave Maria, Santa Plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus Lei è cattolico? Sì. Sì, cattolico. È favorevole o contrario al divorzio? Al divorzio? Sì. Favorevole. Favorevole. Beh, sono favorevole veramente. Favorevole. Sì. No, non sono favorevole. Non è favorevole? Fare la macchina! Aspetta.
Cosa ne pensa della pillola? La pillola devo fare. È favorevole o contrario alla pillola? No, grazie. La pillola, Che va bene poi. La vista, sì, rischiara. Che cosa ne pensa delle prostitute lei? Che non so che cosa dire. Cosa ne pensa? Cioè è un problema che le interessa? Si è mai posto? No? No, insomma, è una cosa che fa schifo. Francamente non mi interessa. Non le interessa? Non c'ho idea. Non hai idea? Ok. Che ne penso? È un brutto affare secondo me. È un brutto affare? Sì. Perché? Ma la prostituta in che senso? Cioè, Cosa in pensa giro. della prostituta lei in genere così, come problema sociale? Problema sociale. Se l'è mai posto, dico, il problema delle prostitute? No. Che ne pensa degli invertiti? Un discorso che non mi piace, guarda. Che ne pensa degli invertiti? Eh? No. Parlerebbe in pubblico di problemi del sesso? No, guarda, vengo da Trieste, con pratica. Parlerebbe in pubblico dei problemi del sesso? Parlerebbe in pubblico di problemi del sesso? No. Conosce Freud? Poi sì, Sì. Cosa per esempio? sulle secondo come se uno si vuole esprimere. Conosce Freud? Sì, lo studio. Cosa ha letto di Freud? Beh, adesso non mi prendo all'improvviso, comunque lo conosco. Chi? Freud. No. Freud, lo conosce? No. Però come nome non mi noto, ma adesso no. ora non mi sovvengo. E Eliot, lo conosce Eliot? No, Marcuse, no. scusi, conosce Marcuse lei? Marcuso? Marcuse. No. Senta, quali sono le sue letture preferite? Che legge di solito lei? La stampa. Quale stampa? Di Torino. Senta, scusi, cosa sta leggendo? Corriere dello Sport. Ma oltre il tempo? Tempo. Solo il tempo? Io leggo tutta roba d'amore, però mi piace da fare l'amore perché sono una donna troppo innamorata della gioventù. Che ne pensa dell'architettura moderna? Gli piace l'architettura moderna? L'architettura moderna, molto. Molto? Cosa apprezza per esempio dell'architettura moderna? I monumenti. Va mai a teatro lei? Io no. Conosce gli spettacoli del Living Theatre? Che film preferisce lei? Film di che genere? Che film preferisce? Beh, impegnati magari. Impegnati. Che ne pensa dei capelloni? Ah, che so forte. Sono forti? Le piacciono? Se avessi 40 anni di meno mi piacerebbero. Che ne pensa dei capelloni? Ah, perché io lo posso dire dopo, non so se sto ripreso a televisione. È uno schifo. È uno schifo, io dico tutti, tanto pure niente. Lei gioca al Totocalcio? Sì. Ma tu lo trovo pasta, buono, no? Appena segnato. Allora mi si girano ma... Fate tre prima. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus. Andiamo via, parola dopo, vedete? Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus